Prima giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie A di calcio 5 femminile. Si affrontano Virtus Ragusa e Real Grisignano, ma chiaramente la nona posizione significa non poter dormire sonni tranquilli. Sempre attenta Ottomani, lotta e poi anche alla deviazione Pinto Diaz e il colpo di testa vincente per l'1-0. Otmani prova a ripartire e supera nella propria avversaria. Filomena Otmani per l'1-0 dopo un cost to cost meraviglioso. E si sprecano i complimenti per questa giocatrice che va a abbracciare Claudia Sirnel. Rebe sbaglia, Rebe permette la conclusione. Al volo Alves, e qui intervento provvidenziale di Otmani prima e di Nasi dopo, e alla fine Ragusa riesce a sventare un'azione pericolosissima. Laterale, scusate. Qui perde palla Andrea Peghe, la conclusione incredibile, vincente da parte di Ziero. Qui uno scontro ed entra purtroppo la Barella, scusatevi, per portare fuori dal campo Andrea Peghe. Farebbe la stoccata di Alves, la battuta in porta da parte di Alves, la parata di Famà. Adesso buona l'azione del Real Grisignano, che poi arriva due volte alla battuta. Pesca benissimo sola, tra l'altro Pinto Diaz, attenzione, arriva il terzo gol. Naruni, Rebe ad incrociare per Aber. Squadra 2-1 per Grisignano, libera Tali di tirare, grande Naghi in due tempi, nonostante i tanti gol Però che è costretta a subire. a Pernazza la parata di Famà. Grandi applausi per Famà. Termine la conclusione, Miracoli di Naghi. Rebe, per un attimo manca la battuta Alves, qui sfortunatissima Ragusa. Pernazza, Berkan, Pernazza, Matranga per Rebe, grande tacco di Rebe per la conclusione di Alves e gol del 2-4 per Ragusa, che adesso deve metterci ancora più voglia, ancora a girare il pallone. Berkan, poi perde palla Ragusa e alla fine c'è il gol delle ospiti che firmano il 5-2. Grisignano che si aggiudica questo incontro con il punteggio di 5-2.